In questi minuti cercheremo di delineare quelle che sono le caratteristiche cliniche e funzionali dei pazienti che hanno presentato un quadro di carattere medio grave relativo a una polmonite da Covid e qual è stato il percorso ambulatoriale riabilitativo al quale sono stati sottoposti. Io sono la dottoressa Maria Rita Marchi, dirigo il reparto della pneumologia dell'ospedale di Cittadella dell'URSS 6 Organia. E quello che vi faremo valutare, quello che vi mostreremo è la nostra casistica. È una casistica che comunque è ancora in completo divenire, perché complessivamente presso i nostri ambulatori del post-Covid che abbiamo attivato il 22 di maggio del 2020 sono stati valutati più di 1850 pazienti e abbiamo adottato per questi pazienti degli specifici criteri di appropriatezza per avviarli ai programmi di riabilitazione respiratoria, perché soltanto una categoria ben definita ha presentato un quadro clinico che viene definito long Covid. Abbiamo avuto pazienti con dei sintomi post-Covid, long Covid. La differenza tra il sintomo del post-Covid e del long Covid sta soprattutto nella presentazione clinica e la persistenza dei sintomi sistemici che può andare oltre i 3 mesi dopo la guarigione biologica dalla malattia infettiva acuta. Vi presento pertanto il nostro lavoro. Presso il nostro reparto, ecco, sono stati quindi sottoposti a una valutazione complessiva. Questo è per farvi valutare quelli che sono stati gli ambiti in cui è stato gestito la nostra esperienza relativa al trattamento dei pazienti affetti da infezione acuta al Covid, per cui abbiamo gestito i pazienti in un setting ospedaliero di terapia semi-intensiva, abbiamo gestito i pazienti in un setting anche ambulatoriale per la gestione del trattamento con gli anticorpi monoclonali, in quanto c'erano quei quadri di grado medio elevato e quindi attualmente siamo nell'ambito della terapia semi-intensiva per poche casistiche e degli ambulatori del Covid Room. Ma ritorniamo al nostro quadro clinico, alla nostra presentazione. Sappiamo che il 10% dei pazienti nella fase post-Covid possono presentare dei sintomi persistenti come affaticamento, cefalea, disturbi dell'attenzione, disturbi soprattutto della capacità cognitiva ideativa. Grande affaticamento è una delle caratteristiche principali e poi ci possono essere anche dei problemi di aritmia cardiaca, sono degli attacchi di tachicardia parossistica sopraventricolare e quadri di dispnea. E i nostri pazienti che abbiamo valutato sono stati complessivamente 1235 che sono stati valutati a 12 settimane da remissione. Come li abbiamo valutati? Abbiamo analizzato quelle che erano delle caratteristiche cliniche dei pazienti, quindi l'importanza dell'anamnesi dettagliata. Abbiamo valutato il test del cammino, il walking test e il test dei 6 minuti, in cui abbiamo misurato la distanza percorsa in 6 minuti, misurando la saturazione media durante i 6 minuti ed effettuando un'emugasanalisi pre e post walking test, in modo tale da poter verificare quelle che erano delle caratteristiche ben precise, cioè il grado di lattacidemia a livello basale e post walking test, se c'era una deflessione della saturazione media, perché un delta di desaturazione superiore al 3% poteva significare un iniziale disturbo di ventiloperfusione parenchimale polmonare. E poi con il walking test misuravamo la dispnea tramite l'indice di Borg Prost Walking Test. Una dispnea superiore con un indice di Borg superiore a 4 era sinonimo di affaticamento muscolare. Si misurava sempre con il Walking Test anche la riserva, l'indice di riserva cardiaca, ovvero sia se c'era una frequenza cardiaca che era superiore all'85% di quella predetta.
Il test del cammino, il walking test nei pazienti post-Covid è sufficiente e adeguato per poter mettere in luce quelle che sono le ridotte performance motorie, insieme naturalmente anche a un test massimale di potenza aerobica che è il test da sforzo massimale, che viene effettuato sul cicloergometro con un carico che noi impostiamo con un protocollo di 10 watt al minuto, e si è visto che i pazienti arrivavano la maggior parte a un carico medio tollerato intorno agli 80 watt, pari al 70% del predetto, quindi avevano una moderata compromissione della loro massima potenza aerobica. In base ai risultati veniva proposto un programma riabilitativo di 8 settimane. È importante come un segnale importante, e la gravità della malattia stessa durante l'ospedalizzazione può condizionare la presenza di sintomi a lungo termine. Perché? Perché i pazienti che sono stati sottoposti a trattamento intensivo e semi-intensivo, quindi a intubazione o a ventilazione meccanica non invasiva, possono presentare delle sequele funzionali come myopathy illness o neuropathy illness, che compromettono in maniera importante la loro performance motoria, oppure possono presentare dei quadri di interstiziopatia fibrosi-like post-Covid, che può compromettere il loro drive ventilatorio e condizionare una dispnea da sforzo che riduce sempre anche questa la loro performance motoria. Dei nostri pazienti, 370, il 30% presentava delle sequele in termini cardiopolmonari e soprattutto in termini di capacità di performance motoria. I 105 pazienti, l'8,5%, avevano una compromissione più specifica della capacità aerobica valutata attraverso il test da sforzo cardiopolmonare, che aveva mostrato come raggiungevano precocemente la soglia anaerobica, avevano un consumo massimale di ossigeno che era inferiore al 55% del predetto, con una risposta cardiopolmonare rappresentata da una riduzione della riserva di frequenza cardiaca, con una ventilazione polmonare che era elevata rispetto al carico raggiunto, perché erano i pazienti particolarmente affaticati. I pazienti stessi potevano anche effettuare, come ho detto precedentemente, un test da sforzo semplificato, che è il walking test, e quello che abbiamo quindi rilevato è che complessivamente la performance motoria viene naturalmente alterata oppure inficiata da una compromissione muscolare sistemica, che potrebbe essere particolarmente alterata. Ci sono stati molti studi in letteratura che hanno cercato di valutare perché l'origine di questa miopatia nei pazienti long post-Covid. C'è un'ipotesi autoimmunitaria, l'ipotesi infiammatoria, la deplezione dei substrati muscolari secondari a trattamenti anche farmacologici prolungati come quelli col corticosteroide o trattamenti immunosoppressivi. Quindi si potrebbe ipotizzare una riduzione anche della massa muscolare. Di conseguenza, quello che noi abbiamo messo in luce in questi pazienti è soprattutto: i nostri dati sono congrui con quelli evidenziati da studi in letteratura, che l'intervento riabilitativo è un intervento fondamentale per migliorare lo stato di salute cardiovascolare, per migliorare il consumo massimale di ossigeno a carico dei muscoli dell'apparato sistemico, perché non soltanto quelli respiratori. È importante comunque una promozione di stili di vita sano, quindi una
se vogliamo, di una facilitazione del paziente post-Covid e long Covid verso un reintegro in una vita, verso una vita per la quale possono sussistere dei anche problemi di condizionamenti psicologici che possono ridurre la possibilità di anche un supporto psicosociale. Quindi è importante la promozione di una vita indipendente e il miglioramento anche della qualità di vita. Quindi noi sosteniamo il percorso riabilitativo globale e respiratorio. E quando lo possiamo attivare questo percorso globale riabilitativo respiratorio? In tutte le fasi, anche nella fase acuta e soprattutto quando la malattia può essere stata di grado moderato elevato, perché oltre al percorso farmacologico che qui sintetizziamo, si può affiancare a ogni fase il percorso riabilitativo respiratorio. Perché? Perché dobbiamo cercare di capire meglio come possiamo interagire sul long Covid. Sappiamo cosa sia il long Covid, sappiamo quando si manifesta il long Covid. Per definizione si può manifestare fino a 6 mesi dopo la guarigione sotto il profilo biologico. E quindi questo è un lavoro molto interessante che è comparso sul British Medical Journal. Si è visto che i sintomi più importanti, il quadro cronico più importante è quello che è relativo alla fatica, al declino della qualità della vita, la debolezza muscolare sistemica e naturalmente c'è un interessamento cardiopolmonare, vi possono essere disturbi anche del sonno, un quadro di ansia e depressione, disturbi cognitivi, il problema della tachicardia parossistica sopraventricolare che è legato a una disautonomia neurovegetativa, ci possono essere degli esiti post-tromboembolici e questi sintomi possono comparire secondo una curva che riflette l'andamento del ciclo di replicazione virale e possono persistere fino a 6 mesi dopo la guarigione. Fra questi sintomi, i respiratori, insieme col dolore toracico e insieme con la debolezza muscolare respiratoria, sono quelli più frequenti ed è per questo che possiamo intervenire con la riabilitazione, che è un intervento multidisciplinare che ha una finalità di riallenamento dell'esercizio fisico, miglioramento del comportamentale e designato a migliorare la condizione fisica e psicologica di persone con patologie respiratorie. Quindi gli obiettivi della riabilitazione respiratoria del Covid-19, oltre alla fase acuta con svezzamento della ventilazione meccanica, ricondizionamento dello sforzo, sono quelli di attivare questo progetto riabilitativo individuale che naturalmente tiene conto anche delle comorbidità e può essere effettuato in un setting ambulatoriale e anche in un setting domiciliare. Il setting domiciliare per il quale noi proponiamo nei programmi di riabilitazione respiratoria è quello che può prevedere anche la possibilità di affiancare programmi di teleriabilitazione e che guidano il paziente a lungo termine in un recupero motorio adeguato. Quindi abbiamo ancora molti dubbi e certezze e incertezze soprattutto nella riabilitazione dei pazienti long e post-Covid, soprattutto sono relativi a quale setting, quali outcome e se è possibile proporre in toto i principali progetti di intervento riabilitativo respiratorio anche nel paziente long Covid. E poi ci sono ancora degli ammennizze, ovvero sia la severità del quadro clinico in acuto, può predire le sequele a lungo termine e medio termine e rappresenta un intervento importante, una guida per l'intervento riabilitativo. Quindi, in sostanza, le criticità per l'attuazione di un progetto riabilitativo ambulatoriale, domiciliare, sono ancora molteplici, ma questo non ci fa demordere da poter attivare e perseguire quelli che sono gli obiettivi della riabilitazione respiratoria, ovvero sia fondamentalmente preservare al massimo la funzione del paziente migliorando la sua qualità di vita. Quindi gli elementi chiave per la gestione dei programmi riabilitativi nei pazienti
post-infezione Covid-19 e tengono conto dei differenti quadri clinici, dell'incertezza della comunicazione, tengono conto della possibilità che ci siano diversi partner funzionali e di disabilità residua quantificati con le prove di funzionalità respiratoria che condizionano scelte etiche terapeutiche e quindi dei protocolli terapeutici che devono essere sempre più personalizzati, perché i primi studi che sono usciti sulla riabilitazione respiratoria nei pazienti con Covid grave evidenziavano come ci potesse essere anche un problema di carattere comportamentale e cognitivo che può rappresentare una controindicazione alla prosecuzione del programma riabilitativo a livello domiciliare o a livello ambulatoriale. Quindi, quando noi abbiamo cercato di applicare per i programmi di riabilitazione respiratoria nei pazienti post e long Covid, dobbiamo tener conto del timing, delle modalità, della personalizzazione del programma e della valutazione clinico-funzionale più appropriata. Per cui ci sono uscite delle raccomandazioni provvisorie che sono state declinate nella realtà operativa dalle linee guida dell'ERS, dell'European Respiratory Disease nel 2021, dove viene specificato qual è il follow-up del paziente che deve essere misurato e che misura le capacità di esercizio fisico deve essere effettuata dopo 6-8 settimane dalla dimissione, quanto dura l'intervento riabilitativo, in che cosa possiamo migliorare l'intervento riabilitativo, come possiamo misurare la perdita della massa muscolare dei pazienti long Covid, come possiamo portare avanti e che tipo di esercizi, se con treadmill, se col cicloergometro, che tipologie di esercizi calistenici devono essere appropriati per i pazienti post-Covid, perché teniamo conto che ci sono stati dei diversi fenotipi in fase acuta che hanno condizionato una diversificazione del grado di insufficienza respiratoria e molti pazienti, soprattutto i pazienti col fenotipo 5 e il tipo 4, che hanno avuto e sono stati sottoposti a ventilazione meccanica, oppure che hanno avuto anche una fase di trasferimento dalla terapia intensiva alla semi-intensiva, possono presentare una fibrosi WIP-like post-Covid che determina il ricorso all'ossigenoterapia domiciliare, per cui per questi pazienti deve essere operato un programma riabilitativo idoneo. Abbiamo anche la PICS, che è una particolare post-intensive care, che implica un programma riabilitativo molto personalizzato e quindi dobbiamo tener conto anche del problema della debolezza non soltanto della muscolatura globale, ma anche della muscolatura respiratoria, che può richiedere anche l'utilizzo di tecniche di assistenza alla tosse, tecniche di assistenza meccanica non invasiva, quando ci sono delle sequele neuromuscolari invalidanti. Per cui se noi vogliamo, ad esempio, pensare a un programma individualizzato riabilitativo respiratorio, dobbiamo sempre tener conto di migliorare la dispnea con esercizi di coordinazione diaframmatica, migliorare la clearance della secrezione con tecniche di drenaggio posturale assistito, migliorare la funzionalità muscolare e respiratoria, e l'abbiamo fatto nei pazienti post-Covid utilizzando il threshold trainer IMT, che ha consentito di allenare il diaframma in quei pazienti che avevano il faticamento diaframmatico. Ci sono esercizi di espansione toracica, ci sono esercizi di resistenza all'affaticamento con il cicloergometro ed è importante anche il supporto nutrizionale. Tutti questi 4-5 interventi riabilitativi di riabilitazione respiratoria li abbiamo applicati nei pazienti post-Covid in un setting ambulatoriale nel quale era evidente un quadro di debolezza, di compromissione e ipodinamismo muscolare e respiratorio, ed erano quelli che erano stati ricoverati per più tempo, più lungo tempo, nell'ambito della terapia semi-intensiva. Quindi i setting assistenziali nella fase acuta, nelle forme lievi e severe e nella fase post-acuta riguardano di conseguenza diverse allocazioni. Le caratteristiche cliniche del paziente post-Covid, non dimentichiamo
che possono essere anche quantificate attraverso delle scale di valutazione, e sono quelle che noi utilizziamo insieme ai protocolli per misurare la forza muscolare globale per poi impostare un programma riabilitativo respiratorio. Utilizziamo delle scale di valutazione e utilizziamo anche degli score multidimensionali, come ad esempio degli score del WEBS, che consentono di poter definire com'è la loro frequenza cardiaca durante l'esercizio, com'è la frequenza respiratoria durante l'esercizio, com'è la saturazione durante l'esercizio stesso. Non dimentichiamo l'importanza del 6 Minute Walking Test. Ci sono appunto degli studi in letteratura che hanno riportato su qual è la percentuale della compromissione anche relativa alla disfunzione e alle problematiche di apnea notturna, hanno evidenziato le problematiche anche della scarsa motivazione verso un programma riabilitativo, oltre alla ridotta endurance respiratoria, ed è per questo che noi insistiamo nel portare avanti un percorso riabilitativo multidimensionale che è basato sul controllo della componente notturna, studiando se ci sono i quadri OSAS, sul recupero sulla muscolatura respiratoria, l'intervento dello psicologo per poter agire sullo stato dell'ansia, e tutte queste componenti sono quelle che cerchiamo di trattare durante un intervento riabilitativo. Per quanto riguarda le strategie che adottiamo per allenare i muscoli degli arti inferiori attraverso un training allo sforzo, anche nei pazienti long post-Covid misuriamo il loro carico massimale raggiunto durante l'esercizio fisico, e così siamo in grado di poter portare avanti il progetto riabilitativo respiratorio. Ci sono delle sedute che noi stabiliamo, sono dalle 3 sedute alla settimana, ciascuna seduta dura dai 20 ai 25 minuti, e ci sono delle tecniche dell'allenamento di forza, dell'allenamento di endurance, e la seduta riabilitativa comporta della fase di riscaldamento. Le sessioni hanno una durata dai 35 ai 45 minuti, e durante il training motorio noi quantifichiamo l'intensità dell'esercizio fisico. È molto importante il ruolo della teleriabilitazione del paziente Covid. L'abbiamo attivata già dalle prime fasi dal 2020 e stiamo avendo degli ottimi risultati in termini di compliance e aderenza all'intervento riabilitativo, che sta proseguendo per oltre 1 anno e mezzo, con dei refresh che facciamo con i nostri pazienti, che valutiamo progressivamente in termini di riabilitazione. Abbiamo queste misurazioni che sono fondamentali per poter valutare gli outcome funzionali ventilo-perfusivi della meccanica respiratoria. Sono le misurazioni che noi abbiamo utilizzato per quantificare il danno funzionale nel paziente post-Covid, e naturalmente insieme all'analisi delle sequele radiologiche cliniche e funzionali nel paziente post-Covid. Le sequele cliniche radiologiche consentono di stratificare la malattia e soprattutto consentono di definire quelli che sono i rischi della fibrosi post-Covid. Abbiamo avuto anche delle schede cliniche di telesorveglianza che hanno consentito di monitorare anche indirettamente i sintomi cardiorespiratori, misurando l'MRC, l'indice di dispnea, la borchia muscolare, e valutando se c'è la presenza di tosse come esito di fibrosi post-Covid che può limitare l'esercizio fisico. Abbiamo la possibilità di misurare il dolore toracico, abbiamo la possibilità di misurare se l'eloquio è fluente o meno, perché i pazienti sono desaturati o meno, e quindi con queste scale, le schede cliniche di telesorveglianza, siamo in grado di poter seguire il paziente e di capire, di comprendere la difficoltà nella riproduzione delle tecniche di riabilitazione che possono essere state in un primo momento avviate in un setting ambulatoriale. Questo è il test a sforzo cardiopolmonare che abbiamo effettuato ai nostri pazienti post e long Covid, nel quale abbiamo cercato di provare, di valutare
e soprattutto quale fosse la principale limitante a una performance motoria, se fosse di tipo cardiorespiratorio o di tipo motorio. E quindi abbiamo visto che le limitanti all'esercizio fisico sono state quelle anche dei pazienti post-Covid che spesso conosciamo, e soprattutto di tipo periferico, muscolare periferico. Quindi, riassumendo, anomalie della capacità ossidativa dei muscoli scheletrici, compromissione dell'assunzione di ossigeno, compromissione dell'utilizzo, anomalie intrinseche. Queste sono le principali anomalie che abbiamo visto e come strategie ventilatorie nel corso dell'esercizio fisico del paziente long Covid. Non hanno avuto questi pazienti long Covid ecco, i mismatch ventilo-perfusivi che erano secondari alla vasculite in fase acuta e alla polmonite interstiziali, li stiamo vedendo anche nei pazienti a cui stiamo facendo il test a sforzo cardiopolmonare, e quindi anche in questi pazienti misuriamo quelli che sono i gradienti alveolo arteriosi per l'ossigeno. E nei pazienti misuriamo anche la forza dei muscoli respiratori. Questi sono pazienti con conversione della gabbia toracica, però sono pazienti nei quali possiamo misurare che grado di funzionalità hanno a livello diaframmatico, e anche pazienti tracheostomizzati post-Covid, prima di essere dimessi, prima di chiudere la tracheostomia, possiamo misurare anche in questi la loro forza muscolare respiratoria. Queste sono le misurazioni che ci consentono poi di allenare i nostri pazienti long Covid con questo dispositivo che è un pressure PEP, che consente di lavorare sulla forza muscolare respiratoria per cercare di normalizzare anche dei loro volumi polmonari. Quindi, riassumendo, l'intervento riabilitativo e respiratorio e sistemico nei pazienti post-Covid deve essere sempre un intervento personalizzato per poter trattare le sequele clinico-funzionali respiratorie e cardiometaboliche dei pazienti long Covid. Quindi è importante il ruolo della fisioterapia toracica e lo svezzamento dell'ossigenoterapia o della ventilazione meccanica, se prescritta a domicilio. È importante in questi pazienti portare avanti un programma di allenamento specifico dei muscoli respiratori attraverso la tecnica del tension trainer. È importante in questi pazienti la prosecuzione degli esercizi calistenici, ma soprattutto è importante il ruolo del ricondizionamento allo sforzo, l'allenamento aerobico, il ruolo del rinforzo muscolare periferico, e soprattutto tutto questo percorso riabilitativo prevede un adeguato counseling e un adeguato percorso educazionale. Noi, con la nostra esperienza, siamo ancora in una fase di prosecuzione, perché le problematiche non sono soltanto cardiometaboliche, respiratorie, ma come vi dicevo poc'anzi, sono anche di tipo psicologico, di tipo neurologico. Insistiamo sul ruolo del counseling, insistiamo sul ruolo dell'educazione affinché ci sia un rientro ad uno stile di vita il più possibile attivo, proattivo e sano. E la nostra esperienza proseguirà, e siamo sicuri che proseguirà sempre più nella direzione della teleriabilitazione.